triangolo industriale italiano si sposta una volta era Milano, Genova, Torino e adesso Milano, Bologna e Nord-Est. Deve essere questo il nuovo orizzonte degli industriali veneti. E la firma della fusione tra Unindustria Treviso e Padova, sancita con l'assemblea al Palexpo di Mestre, è un altro passo concreto verso questo obiettivo da numeri decisamente importanti. Una realtà economica che è quella in sostanza della Lombardia e dell'intero nord-est, che sarebbe la sesta nazione europea. Soddisfazione per il traguardo raggiunto dalla Presidente degli Industriali della Marca. Come sarà questa casa? Questa casa sarà come siamo noi, sarà aperta, sarà accogliente, sarà inclusiva. A ciascun collega di Padova e di Treviso che ha preso parte a questo progetto voglio esprimere tutta la mia gratitudine e il mio affetto per aver sostenuto e per aver fortemente creduto in questa idea. Una strada verso il futuro, senza dimenticare il passato, come ha tenuto a sottolineare il presidente degli industriali padovani. Qui davanti vedo imprenditori ottantenni, settantenni che partiti dai garage hanno creato quasi tutte le nostre aziende e sono stati protagonisti del boom del nostro Veneto. E poi vedo imprenditori di Este, di Cittadella, di Castelfranco, di Oderzo, di Noale e non ne vedo nessuna differenza. È a questa inclusività e a questi imprenditori, a tutti voi, che io vorrei fare un grande applauso. E il riferimento annuale non è casuale, visto che il prossimo traguardo sarà includere anche gli imprenditori del veneziano. E mentre all'interno si sanciva la fusione, fuori tornava prepotentemente il tema delle banche venete, con industriali che in certi casi accusano ancora pesantemente le conseguenze della disfatta. Ecco perché dal numero 1 di Intesa ci si aspettano segnali chiari di sostegno alle imprese. Io credo che noi abbiamo fatto tutto il possibile. È chiaro che questo tipo di problematiche che sono sorte hanno determinato un impatto anche sull'economia reale del territorio e noi stiamo cercando di investirci ancora di più per poter accelerare la crescita in quei territori.